passerei la parola a quella che è l'anima di questa manifestazione, a colui che destina il proprio tempo perché ci crede veramente nella forza del volontariato, nella forza della comunità. Il presidente della Proloco di Milano, Roberto Gallorini, prego. Buongiorno a tutti e benvenuti a questa 22esima edizione della Festa del Radicchio e dei Sapori della Tradizione Veneta, manifestazione organizzata dalla Proloco Milano con il patrocinio della Regione Veneto e il supporto dell'amministrazione comunale, delle associazioni di categoria e dell'Istituto 8 Marzo Konrad Lorenz di Milano. Siamo qua in una giornata meravigliosa, pensare che il 13 di gennaio ci sia questo sole, sia così bello stare in piazza, un po' freddo ma insomma ci sta con questa stagione, assieme a 40 espositori del Radicchio Rosso di Treviso, un prodotto basilare per il nostro territorio, un prodotto di nicchia. E voi sapete, bambini, che Milano si trova nella zona di produzione IGP del radicchio. È per questo che noi da 22 anni facciamo questa festa. Attorno ci sono oltre 50 bancarelle con i prodotti della tradizione veneta, quindi formaggi, salumi, tante altre cose, miele, vino, dei nostri produttori e poi anche di alcune regioni d'Italia, proprio per far vedere la differenza, i prodotti diversi, aiutarci a provare, a gustare qualcosa di nuovo. Quindi tante cose in piazza da vedere, da girare, ma poi anche da trovare un po' di divertimento. Oggi pomeriggio alle 15 ci sarà su questo palco e poi qui fuori il gruppo folcloristico Nevegal che ci allieterà con canti e balli, là dove adesso siete voi bambini balleranno e chi vorrà potrà ballare con loro, imparare qualcosa, un modo per stare assieme, per bere un bicchiere di vin brûlé, per passare una giornata in piazza assieme come comunità. Voglio ringraziare anche gli amici del Trattore di Milano che, come avete visto, in via 20 settembre ci hanno portato tutta una serie di trattori d'epoca e anche il gruppo Vespa Club di Milano che ci ha portato tante vespe che piacciono molto ormai ai giovani. Ultimo ringraziamento lo vorrei fare alla Proloco, a tutti quelli che hanno lavorato, che stanotte, questi giorni, queste notti erano qui fuori per montare, preparare, smontare e domani, stanotte, saranno ancora fuori per montare e smontare. Non ci sarà il sole, ci sarà forse ancora più freddo, ma magari il sole ce l'abbiamo dentro con la voglia di fare qualcosa per la nostra comunità. Grazie a tutti. Un grazie di cuore al presidente Roberto Gallorini e un